La mia opera contiene una trentina di temi, perciò è vastissima. È chiaro che tutti questi temi ruotano attorno alla cognizione della società sardana in tutte le sue manifestazioni, nella musica, medicina, religione, feste, carnevali, e poi anche nei nomi ovviamente delle cose, perciò della fauna, della flora e così via, i nomi dei popoli antichi, come era organizzata la società, la famiglia e tutte queste cose. Parlo anche dei nomi personali, che è un tema di estrema importanza, quello dei nomi personali antichi. Poi parlo dei numeri, della matematica, dei metri, delle misure, dell'agricoltura, della pastorizia, caccia, pesca, della natura, clima, acqua, geografia, un sacco di temi, territorio dei porti, delle barche, delle navi, della guerra, dei castelli, della schiavitù, dei pani che facevano anticamente, dell'astronomia, delle costellazioni, orientamento, calendario, stagioni, economia, moneta degli antichi Sardana, lavoro, arti, professioni, eccetera, eccetera, insediamenti, abitazioni, eccetera. Parlo di tutti questi temi. L'editore mi doveva dare il quinto volume oggi e non ce l'ha fatta, purtroppo. Io, dovendomi tenere nell'ambito di circa un'ora, ho dovuto fare una scelta di argomenti, presi qua e là dall'enciclopedia. E tenete conto che il mio metodo, tutti lo conoscete, è quello di collegare le parole moderne del dizionario sardo con le più antiche possibili, che si rintracciano nel Mediterraneo. Naturalmente la ricerca etimologica che io faccio segue una via non rettilinea, nel senso che io prendo la parola di oggi, vado al dizionario più antico, cerco la parola simile con significato simile e le abbino. Io passo anche attraverso i cognomi sardi, che sono una enorme messe di dati. I cognomi sardi è una autentica miniera di diamanti dei sette nani, dove uno più ci mette le mani e più scopre le cose. E perciò inizio proprio, siccome ho davanti dei cognomi, iniziamo dai cognomi per parlare delle case. Noi abbiamo il cognome Bette e Bitto, che significa casa, perché è l'unica parola, in latino non si trova il referente, perché tenete conto, lo sapete tutti, in latino è inutile cercare i referenti perché non esistono, in quanto anche le parole latine che noi abbiamo nel dizionario sardo, e sono migliaia, quelle parole in realtà sono parole prelatine, cioè sono parole sardane, addirittura molte sono vecchie di 40.000 anni. Cioè parole che noi nel bacino del Mediterraneo e principalmente in Sardegna parlavamo millenni o addirittura decine di millenni prima di Roma. Pertanto è ora di mettere a tacere la teoria che la lingua sarda deriva da Roma. Semmai si può capovolgere la lingua romana che deriva da quella sarda, però la questione delle derivazioni è troppo, come dire, démodé, è troppo démodé, perché non si può parlare di derivazione nel Mediterraneo, ma di lingua unica. Nel Mediterraneo esisteva una lingua unica, pertanto per capire le origini della lingua sarda dobbiamo semplicemente scavare nei dizionari più antichi di quello romano e giungere pertanto alle vere basi. Quando noi abbiamo il cognome Bette, Bitto, chiaramente significa casa, ce l'abbiamo in accadico, ce l'abbiamo anche come sapete in ebraico, Bait, casa. Il cognome Vetuli viene dall'accadico Betu più Lu, abbondante, ammucchiato, sovrapposto, pertanto il cognome Vetuli indica di per sé la casa a più piani, cosa che un tempo non era, normalmente le case erano sempre un piano. Ecco, anche la parola casa non è romana, dall'accadico casu, ricoprire in alto, cioè segno proprio di una
una costruzione che veniva adeguatamente ricoperta col tetto per difendere evidentemente qualcosa di buono, perché non è detto che l'uomo si ricoprisse sempre la propria dimora col tetto nella più alta antichità. Abbiamo poi la parola domu, che non deriva dal latino domus né dal greco domos, dove in greco significa patria, paese, casa, abitazione, doma, dimora, do, casa. Deriva dal sumerico du, costruire, più mu, crescere. Anche questa costruzione in altezza significa, che è un concetto diverso da quello di capanna, ci arriveremo subito, credo di averlo messo qui fra le slide. La costruzione in altezza significa proprio che il concetto dell'elevazione in altezza era molto, molto particolare presso i nostri antichissimi progenitori. Però andiamo oltre velocemente. La camera, come vedete, deriva dall'accadico camaru, che significa trappola da caccia, letteralmente. La trappola da caccia, tutto questo vi fa capire tutto. Io parlo sempre delle parole più antiche, vi fa capire che anticamente le camere non avevano finestre, avevano a malapena una porta. Noi abbiamo una soluzione del genere in Algeria e in altri posti del Maghreb, dove, se avete visitato qualche villaggio, alcuni villaggi sono scavati nella terra in basso, per cui le camere sono tipo le trappole dei cacciatori. E quello era il più antico concetto della camera. Poi anche la parola aposentu, che non deriva dallo spagnolo, perché anche dallo spagnolo noi non abbiamo preso nulla, deriva dall'accadico apu shimtu, marchio di proprietà, oppure letto di canne più marchio di proprietà, e significa letteralmente letto di canne personale. Questo significa che anticamente per aposentu si voleva indicare il letto singolare dei singoli abitanti di quella capanna o di quella casa, e non poi il significato che ha assunto in seguito di camera vera e propria, almeno in spagnolo, che poi ce l'hanno trasmesso in sardo. Io vado velocemente prendendo un po' di concetti molto, ma molto antichi. Per esempio, in Ogliastra l'asino viene chiamato cocineddu. Cocineddu significa letteralmente il piccoletto della cucina, letteralmente. Però tenete conto che cocina in sardo viene dal sumerico kukin, luogo dove si macina. Questo vi fa capire una cosa particolarissima, che l'angolo dove l'asino faceva il suo lavoro su molenti, che girava la mola, era quell'angolino, poi col tempo prese il nome di cucina. Cioè noi abbiamo questa intuizione proprio attraverso la parola ogliastrina cocineddu. Ecco, il mattone con cui si costruiscono ancora oggi molte case di un tempo, come vedete deriva dal sumerico, l'adiri, ceppo o mattone pigiato per l'elevazione. Avevano sempre il concetto dell'elevazione, perciò parla di per sé questo concetto, non c'è altro da dire. Era ovviamente il più antico concetto che riguardava l'elemento costruttivo, oltre la pietra, oltre il legno. Gianna, Ianna, abbiamo il corrispettivo in latino, ma non è parola latina, perché deriva anche questa dal sumerico, cioè una lingua la cui antichità viene fatta rimontare a oltre 5.000 anni fa. In realtà poi vi ho già parlato che cos'è il sumerico. Il sumerico non è altro che la lingua dell'uomo di Neanderthal, in pratica, che si instaurò nel Mediterraneo per primo,
poi fu soppiantata ma non eliminata, si sovrappose la lingua accadica, chiamata accadica, sono due lingue, in realtà la seconda fu portata dall'Homo sapiens, dagli altopiani del Nilo. Una si schiacciò contro l'altra, infatti in Sardegna abbiamo il fenomeno che sembra strano per chi non ha mai affrontato l'argomento, ma è planare, chiunque lo può capire, di una planarità solare, cioè che la lingua sumerica si sovrappone con quella accadica e si fondono assieme in moltissime parole. Per cui evidentemente si deve parlare proprio della lingua Neanderthal che viene poi, come dire, ricalcata da quella da quella Cro-Magnon, quella dell'Homo sapiens. Perché dico questo? Per un motivo, per tanti motivi. Domani lo spiegherò meglio nella mia conferenza a riguardo del dizionario etimologico, dove spiego meglio queste cose. Però tenete conto che attualmente, ancora oggi, negli altopiani etiopici, da cui gli antropologi sostengono derivi l'Homo sapiens, ancora oggi negli altopiani etiopici si parla una lingua accadica divisa per vari dialetti, per cui vari dialetti accadici, insomma, collegabili con l'accadico, con l'arabo, perché sono tutte lingue imparentate quelle, arabo, ebraico, eccetera. Avete visto cosa significa Gianna? Cioè è esattamente un oggetto di legno che ritorna, si volta, va e viene, Gianna. Questo è il concetto originario. Ecca, anche questo è un altro nome di porta che poi oggi lo conosciamo più che altro, Ecca, Giacca, eccetera, come porta d'ingresso, come ingresso di un orto principalmente. Vedete, deriva dal sumerico Ekag, cioè bocca della casa letteralmente, per cui scopriamo che sono tutti concetti di altissima antichità. Se oggi io ve li propongo è proprio per capire il modo, la modalità con cui l'uomo primitivo formulò le prime parole della propria esistenza, della propria civiltà. Noi in Sardegna abbiamo ancora proprio congelata l'antica lingua sumero-accadica che ci mostra ancora oggi le modalità con cui il linguaggio stesso si è formato. Jassu, che anch'esso significa ingresso dei poderi, eccetera, eccetera, ce l'abbiamo anche nell'italiano chiasso, via o passaggio rurale, in corso si chiama ugualmente chiasso per dire vicolo, dal sumerico hash, to break, rompere, spezzare, e questo fa capire, evidentemente si spezza la linearità del muro a secco, oppure si spezza la linearità di un cespuglio, ok, questo significa giasso. Andiamo, scala, vedete Iscalu, questo è anche un cognome, evidentemente ebbe molta risonanza anticamente. Dall'accadico Iscalu, albero alleggerito di rami, anche questo è un concetto antichissimo. Non so quanti di voi abbiano conosciuto le scale fatte di un albero con i rami potati, io ne ho vista decine nelle case barbaricine, cioè dove ancora in soffitta si saliva così, in quel modo. La soffitta sapete tutti che allora serviva per conservare i viveri più importanti, grano, eccetera. Ecco, in solaio, appunto, che molti in Sardegna chiamano solargiu, dall'accadico shulu, cioè sollevato in alto, letteralmente. Poi abbiamo il focolare, vi cito solo uno dei vari nomi che abbiamo in Sardegna, zidda in gallurese, dal sumerico zil più da, cioè angolo per cuocere, zilda, letteralmente. Io vi cito anche il gallurese perché l'ho spiegato tante volte, nel mio dizionario l'ho detto molto chiaramente, il gallurese è un dialetto sardo,
niente altro. Se poi ha degli influssi di ritorno italici è un'altra questione, però in Gallura io ho scoperto che ci sono dei nomi antichissimi, fra i più antichi della Sardegna, ne abbiamo un po' dappertutto, compreso il Campidano, però anche lì ci sono nomi antichissimi, altrofe perduti. Per esempio almeno un terzo dei nomi degli animali in Gallura sono conservati nella loro originalità sarda, non italiana, sarda. Questo vi fa capire mille cose. Per cui, ma oggi non sono venuto a parlare dei problemi del dialetto gallurese. Donapai anch'esso è un cognome. Vedete che significa? Uomo costruttore di case, di frasche. Ecco, poi abbiamo il cognome Dui, letteralmente costruttore di case e basta, genericamente. Poi il cognome Lavena, dall'accadico Labinu, facitore di mattoni, per cui abbiamo conosciuto il nome del mattone che era fatto di fango, e adesso conosciamo anche il nome dell'artigiano che faceva i mattoni. Abbiamo il cognome Lavena, esiste molto a Cagliari questo cognome. Carta è un altro cognome che significa in ugaritico, fenicio, eccetera, città significa. Medros, un altro cognome, Medu, visibile, Uru, città grande letteralmente, Meduru, messi assieme, queste due parole significano Meduru, città grande, evidentemente proprio per distinguerla dai villaggi. Come dire che in origine Cagliari, che di sicuro prese già una forma molto più vasta rispetto a quella dei villaggi dei dintorni, per identificarla veniva chiamata Medros. Mentre Bidda significa villaggio. In tutta la Sardegna, Bidda, dall'accadico bitu, abitazione, insediamento, sito. Letteralmente la Bidda è l'insediamento, il luogo dove sta la tribù, o anticamente stava la tribù, o la singola parte di abitazione, di abitatori. In ebraico abbiamo bait, come tutti, e abbiamo anche la parola alpestre baita, che è uguale. Biginau, sapete cos'è il quartiere? È un quartiere del villaggio. Molti lo rapportano al latino vicus, ma non è così. Villaggio, quartiere di città. Abbiamo l'italiano vicino accanto a un altro. Viene dall'accadico vicu, weku, igu, eccetera. Appezzamento di terra circondata da sbarramento in origine, cioè più nadu, stendere, mettere a terra, preparare, cioè un lotto di terreno, era il vicinato un lotto di terreno preparato per l'insediamento di una collettività in origine. Tenete conto di un fatto che ce lo riporta tutto questo anche Tito Livio nelle sue storie, cioè anche a Roma successe che crearono parecchi biginaus. Roma si ingrandì così, man mano che un nuovo popolo entrava a ingrandire la compagine romana, lo facevano abitare. Allora noi stiamo in questo colle, tu te ne stai in quello lì, tu in quell'altro colle. Erano tutti biginaus e ogni biginau romano gli veniva scavato il vallo, messe le palizzate, eccetera. Cioè doveva sorgere come luogo sacro, cioè tutti i luoghi antichi dove la collettività andava a insediarsi erano luoghi di sacralità per eccellenza. Ecco, questa, se non erro, è una parola barbaricina, se non erro, no? Trichingiu, villaggio minuscolo, piccolissimo gruppo di case, oppure quartiere, rione, biginau. Lo dicono a Oliena e a Ollolai specialmente. Deriva dal sumerico anche questa, Zirikindu, cioè terra letteralmente rotta, cioè circondata, insomma, avulsa dal resto della terra. Oppure, più che Kindu, può essere Kinghi, paese natio, per cui Zirkinghi, insediamento isolato.
poi questo Zir ebbe la metatesi in Tri e perciò divenne Trichinghi in origine, insediamento isolato, il piccolissimo villaggio sardo chiamato così. Il cognome Canalisi ci indica che un tempo noi avevamo dei villaggi solidi, evidentemente quando si dice canali nel senso di villaggio solido si vuole intendere un villaggio non costruito con il fango, con i mattoni di fango, ma con le pietre. Evidentemente questo succedeva in tutti i territori sardi, e sono molti, dove ci sono molte pietre a disposizione. Bisognava fra l'altro anche toglierle di mezzo per erigere la casa in altezza, e questa era una buona opportunità. Poi abbiamo il cognome Cherchi che indica proprio l'area chiusa da fortificazioni, letteralmente, da cui prese anche il nome e la parola Kerku, che significa quercia, perché normalmente in origine le fortificazioni, almeno con l'inizio dell'età neolitica, venivano create con i pali di quercia. In Sardegna era pieno, abbiamo 3-4 tipi di querce e normalmente veniva usato o il leccio o su Gerku vero e proprio, che sarebbe la Quercus pubescens. Poi in Sardegna abbiamo la parola prazza, che ce l'abbiamo poi, una parola espansa in tutta l'Europa, ce l'abbiamo in latino, in italiano, piazza, in francese, in inglese, place, eccetera. È un concetto molto, sembrerebbe strano, non lo è. Tenete conto, tutti abbiamo presenti i villaggi nuragici, che sono una cozzaglia di capanne dove a malapena uno riesce a passare tra l'una e l'altra, no? Per prazza si intende invece un luogo più ampio che divide letteralmente, dal latino in sardo prazziri, dividere, paltire nel nord Sardegna, dividere, staccare, in latino partior, divido, in italiano partire è uno che parte, è uno che si divide da un altro, che origina il motto di allontanamento. Vedete da dove deriva? Dal sumerico padr, rompere, spaccare, dividere, più su, lama o punta dell'aratro, da cui parzu, spaccare con l'aratro, fare un solco. E anche qua, quando si parla di fare un solco, ritorniamo sempre all'origine della costruzione dei villaggi o delle città, che si faceva un largo solco per delimitare l'abitato dal luogo selvaggio. Prazza. Dunque la prazza indicò fin dalle origini proprio la via più larga, quella che consentiva ai carri a bui, per intenderci, di passare attraverso il villaggio per dislocarsi qua o là. Non era semplice ottenere quell'effetto, perché i villaggi, come dicevo, erano tutti quanti coesi ed era difficile passarci. Ancora oggi in molti paesi, in moltissimi, io non so chi di voi sia dei paesi, comunque sia nei paesi, ma anche a Sassari, per prazza si intende la via principale. Noi a Sassari diciamo piazza per dire Corso Vittorio Emanuele, che fino a tutto l'Ottocento era la via più larga di Sassari. Da cui la poesia di Pompeo Calvia, li gandareri farano in piazza gurivetti di rasut rimurendi, cioè i candelieri, notissimi, i candelieri scendono nella via principale con i cosi, come si chiama, i nastri di raso tremolanti, livetti. Andiamo oltre, callu, ecco anche callu è una parola sarda, non ce l'hanno solamente i francesi, i veneziani o che so io, strada, calle, stradina, sentiero. Come vedete anche questa deriva dal sumerico, hal, dividere. Proprio la calle era quella che divideva le case una casa dall'altra, una facciata di case da un'altra facciata di case. E poi abbiamo invece la carrera,
che anche questa non è parola spagnola ma principalmente sarda, carrera, carrela, strada, stradone, dal sumerico carrere, cioè luogo proprio per andare, per scappare, e perciò era un luogo che consentiva l'allontanamento del paese verso altre zone, verso altri paesi. Carrela, anche ruga, vedete quanti, abbiamo tante possibilità di esprimere i concetti in Sardegna. Anche ruga è anch'essa una strada di villaggio, il francese ce l'abbiamo, rue in francese, dal sumerico rub, andare, to go in inglese. Il vocabolario sardo è così connesso nel Mediterraneo a tutti gli altri linguaggi mediterranei che persino il cognome Scura è possibile abbinarlo all'accadico suku, che significa via. In arabo abbiamo il souk, il mercato, il quale viene messo non a caso nella via principale della Casba e comunque della Medina, del luogo dove vabbè. Perciò Scura abbiamo suku più uru, città. Scura significa letteralmente in Sardegna, significò in origine via cittadina, però vedete come anche l'arabo ha connessioni con noi, perché erano tutte parole collegate tra di loro. Poi arriviamo al pozzo, noi abbiamo il cognome Tolu, che significa pozzo per eccellenza. Se anche si riporta nei cognomi certe parole, vuol dire che erano di estrema importanza in origine quando nacquero i villaggi. Il pozzo, tutti i villaggi nascevano attorno a un pozzo, tutti. Per esempio a Sassari l'ombelico dove nacque la città si chiama Pozzo di Bidda, il pozzo del paese, letteralmente. Tutti i paesi nacquero attorno a un pozzo, ecco perché è importante. Poi abbiamo la parola, io l'ho messa non per ridere, ma crastula, la pettegola, pettegolare, crastulai, eccetera. Deriva dall'accadico più il sumerico, vedete come si compenetrano accadico su Karsutul, poi Krastul, perché c'è sempre la metatesi nel sud di Sardegna, da Karsu Crassu, e poi si perde l'ultima tu e diventa Crastul. Pozzo significa letteralmente ruffiana del pozzo, cioè presso gli antichi. E tutto detto, no? La crastula. Veniamo, ecco, un altro nome del pozzo è questo, però qua siamo ai pozzi sacri. Cabeccia è un cognome, Cabeccia, Cabella, Cambedda sono tre cognomi in Sardegna che tutti e tre indicano i pozzi sacri, da Cabu, pozzo, più Eccu, oggetto di culto. In assiro si dice a rovescio, ma insomma è lo stesso. I sardi invece lo usano capovolto, Cabecu, pozzo sacro. Io l'ho spiegato nel mio libro sulla religione, ma a proposito di religione, tutto il mio libro della religione è un po' obsoleto perché l'ho rimesso tutto quanto qua, rammodernando, diciamo, mettendoci qualche concetto più aggiornato. E nel mio libro della religione spiego tutti quanti i termini religiosi della Sardegna, che sono moltissimi, un'enormità. Infatti ogni tanto mi scrivono in Facebook, eccetera, dicendo ma lei ci ha disvelato un intero mondo che per noi era sconosciuto al 100%. Io, come sapete, nel mio libro della religione e comunque in questa enciclopedia ho messo a nudo tutti i nomi degli antichi monumenti, tutti, Pozzo Sacro, come si chiama, la Tomba dei Giganti, il Nuraghe, eccetera, eccetera, hanno tutti quanti il loro nome antico, che normalmente si ritrova attraverso i cognomi, ma non sempre. Per esempio il Nuraghe ha un nome a sé. Poi abbiamo la questione dell'uso del territorio, la questione del Vidazzone, del Paberili. Non è una questione medievale come tutti, io spero che qualcuno sappia la questione del Vidazzone e del Paberili, no? Cioè su Vidazzone non era altro che l'organizzazione comunitaria delle terre a coltura.
dovevano coltivare sempre anticamente, ma non solo nel Medioevo come ci è stato insegnato di dire, anche nell'alta antichità preromana c'era la coltivazione comunitaria, vidazzone, guardate qual è il significato in accadico, era recintata e ben recintata. Perché? Perché bisognava impedire che nel vidazzone entrassero le greggi, perché lo scontro, insomma, il confronto quantomeno e comunque la separazione tra economia agricola e quella pastorale in Sardegna c'è sempre stata da decine di millenni. E ancora, diciamo che ormai ai tempi nostri sta avendo una sua sistemazione adeguata per tanti motivi che non sto a dire. Per un tempo il vidazzone doveva essere ben difeso dalle greggi. Il paverile era invece lo stesso vidazzone che una volta che si era prodotti certi... era una parte del vidazzone, perché si presume che il vidazzone, finché era possibile in un paese antico, avesse la massima estensione possibile. Però questo vidazzone non è che fosse tutto ogni anno, è ora seminato a grano, è ora cetrioli, è ora qua. Aveva le sue parcelle, perciò una parcella seminata a questo, una parcella a quello. Cosa succedeva? Che alcune parcelle ogni anno venivano messe a riposo. Il riposo colturale è vecchio quanto il mondo, anche se non lo si vuol credere. Gli agronomi dicono che è una conquista moderna, non è così. Il paverile era nient'altro che il vidazzone che veniva messo a riposo di 1 o 2 anni. Il paverile, che come vedete, però anticamente paverili significava non quello che si intende oggi, terreno a riposo, ma significa pascolo per brucare i germogli. Ma la parola è chiarissima, antichissima, ma chiara, perché si concedeva il pascolo dentro su vidazzone alle greggi per brucare i germogli, che erano molto ambiti. I germogli, che so io, del cetriolo, della lattuga, della patata, di qua di là, erano ambitissimi dalle pecore, a dispetto di fronte ai germogli, per esempio, di Susartu, dove c'erano i germogli selvatici che erano meno ambiti. Padru, e continuiamo qua nell'uso comunitario del territorio, perché anticamente tutto il territorio era ad uso comunitario, pradu, terreno comunale d'uso comune, tutto aperto in questo caso, non chiuso come su vidazzone. Vedete da dove deriva? Dal sumerico padr, tagliare a pezzetti, più land, per cui padr volle anche intendere il brucare, eccetera. Insomma, Sopadru era il terreno pascolivo, noto adesso come in italiano prato. Ecco, terreno pascolivo. Oggi abbiamo, come dire, è diventata una parola elitaria, prato, il prato all'inglese, quella. Prima era semplicemente il terreno pascolivo. Però sono tutte parole antichissime, vecchie, in questo caso anche di 20, 30, 40 mila anni. Questa parola qui. Sartu, ecco, il sartu, terreni comunali non coltivati, spesso c'è la selva, la foresta, eccetera. Ci viene portato il bestiame indomito, ma talora anche quello domito, dietro pagamento di un lieve canone, secondo la tradizione degli usi civici. Vedete da dove deriva sartu? Sartum, cioè bestiame bovino, letteralmente terreno adatto alle vacche. Letteralmente, in origine almeno, evidentemente proprio si distingueva, probabilmente anticamente i maiali in quanto tali venivano lasciati esclusivamente nelle foreste a ghiande o cosa del genere. Questo tipo di allevamento io l'ho scoperto per esempio sui monti di Villacidro, dove fino a circa 20 anni fa c'erano ancora dei porcari che allevavano i porci esclusivamente all'interno della foresta più fitta. Qua cambiamo registro. Noi in Sardegna avevamo anche il re, che se ne dica, avevamo il re o principi.
Cioè non è vero che fosse unita l'isola, è intuitivo questo. Noi avevamo varie tribù, come tutti sanno, e pertanto ogni tribù aveva il suo re, non c'è niente da fare. Lo scopriamo nel cognome Aste, che in sumerico significa trono, Aste, Astu. Atsu, dall'accadico scettro, bastone di comando, anche quello è un cognome, Hatsu. E poi abbiamo, ecco, tanti altri nomi che ci danno, nomi comuni, nomi di uccelli, eccetera, che ci danno proprio la consistenza di quello che dicono. Gentiarrubia sapete che è il fenicottero, chiamato così dal sumerico Entirrubu, uccello regale, cioè uccello principe, uccello. Se lo chiamavano così, evidentemente il concetto di regalità c'è sempre stato. Poi abbiamo anche Surrei, dal sumerico re, città più G. Prima noi diciamo rei qua nel sud Sardegna, però in altre zone della Sardegna si dice reghe, per esempio. E probabilmente la parola più antica è proprio quella del centro Sardegna, re, dal sumerico reghi, cioè colui che esprime i giudizi dentro la città, ed era il re. Infatti tutti sanno che i primi re non furono altro che re giudici, parola mantenuta, concetto mantenuto ancora con i giudici medioevali della Sardegna, regi, giudice della città letteralmente. Mentre Ena, il cognome Ena viene dall'accadico Enu, significa signore, che è un epiteto di re, fin dalle origini fu sempre un epiteto di re. Come vedete ci sono moltissimi concetti, ma andiamo oltre, perché anche il cognome Merche o Melche, secondo le zone, va bene, è una metatesi dall'ebraico Melech, che significa sempre re. Melisi, il cognome Melisi significa altezza, sua altezza reale, sottinteso. Dall'accadico Melu, altezza, altitudine. Iudiche, a sua volta, Iudiche, anch'essa è una parola di estrema antichità, dal sumerico pastore di pecore, letteralmente, più dikud, udikud, giudice. Vedete, questo dikud si assomiglia moltissimo al greco dike, giustizia, perciò udikud era letteralmente il pastore di uomini che amministra la giustizia. Questo concetto di pastore di uomini fu vitale in tutta l'antichità e ce lo ritroviamo, come sapete, persino nei Vangeli, e ora lo ritroviamo nella religione cristiana. Andiamo alle guardie. Noi nei paesi, nei villaggi, nelle città avevamo anche le guardie locali, la giustizia locale. Avevamo ancora oggi in certe parti della Sardegna si dice alguazile per dire l'usciere, lo sbirro nel senso di poliziotto proprio, e che deriva dall'accadico, era un messo con poteri ispettivi letteralmente. Cosa che è più o meno è simile a quella di barracello, il barracello, dall'accadico baru, guardare, dare un'occhiata, sorvegliare, vigilare il territorio, più celu, incendiare o anche insultare. Perciò il barracello era colui che sorvegliava la questione degli incendi e l'aspetto degli insulti, cioè di quelli che si accapigliavano, eccetera. Era un amministratore dell'ordine, come un vigile urbano moderno, per intenderci. E Faticone non è cognome sardo, ma come dicevo la lingua sarda è imparentata in tutto il Mediterraneo. Il cognome Faticoni, vedete da dove deriva? Da Batiku, cioè messaggero espresso, cioè colui che andava letteralmente a cavallo a portare i messaggi. Noi nel Mediterraneo almeno, ma sicuramente anche in Sardegna, avevamo il cavaliere espresso che andava da un territorio all'altro a portare i messaggi, e avevamo anche purtroppo Subuginu, che come vedete è una parola estremamente antica, forse ha almeno 40.000 anni, che significa letteralmente mestiere del boia. Passiamo alle imposte.
Buditolzu, Boditorgiu, Guddetorgiu, secondo le zone della Sardegna si dice in vari modi, ed è un luogo dove trasportava il bestiame, si faceva confluire tutto il bestiame da dare al feudatario in epoca feudale. Però è un concetto primitivo, perché si può presumere che da un paese all'altro i posti per muoversi non erano molti, c'erano le vie comunali che collegavano un paese all'altro, in più c'era qualche viottolo che portava a Susartu, qua e là, eccetera. C'erano i posti proprio decisi da chi comandava per portare il bestiame. Tutti sanno che il calzolaio, il falegname, lo specialista che non aveva neanche terra però poteva guadagnare dal proprio lavoro, che faceva? Con ciò che guadagnava comprava anche lui la pecora, insomma un elemento duraturo che poteva dare come tassa, come imposta, come decima a chi comandava. Pirosu, e anche questo cognome ci dice che un luogo indica il luogo di pagamento delle imposte, da Piru più Us, sumerico Us, angolo, sito, per cui sito della consegna della tassa, letteralmente. Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate, che naturalmente è preferibile a quella di oggi, perché oggi ci portano via il 40-50%, invece a quei tempi solo la decima del nostro guadagno. Poi bisogna vedere come la misuravano, però non lo so, ecco, molti dicono che i tempi andati erano i peggiori, io non lo giurerei, ecco. Avevamo anche il cimitero, non camposanto, perché camposanto è un concetto della religione attuale, camposanto. Cimitoriu o gimitoriu, secondo le zone, in greco lo chiamavano koimeterion, significa letteralmente il sito dell'incinerazione dove si bruciavano i cadaveri. Questo significa una cosa, e lo dico a chi è specialista in archeologia: come tutti sappiamo ci sono state epoche in cui si preferiva l'inumazione, altre in cui si preferiva l'incinerazione. Evidentemente proprio per cimitorio si intese il luogo dove si portava il cadavere per bruciarlo, perché non si poteva fare dentro il villaggio, non solo per ragioni religiose, ma anche perché le capanne, essendo quasi tutte di frasche, o perlomeno la parte superiore, rischiavano di bruciare. Perciò questo è un dato, cimitorio o gimitorio, che ci fa capire anche un aspetto temporale ben preciso della nostra civiltà antica. Cucum ha un altro cognome, vedete, deriva dall'accadico cucum, anche sumerico cucu, luoghi tenebrosi, gli inferi, per cui noi avevamo il concetto degli inferi, come ce l'avevano molti popoli antichi. È inutile negarlo. Cioè un certo concetto del luogo tenebroso c'era, poi ogni popolo cercò di addolcirlo o di renderlo ancora più amaro rispetto al concetto generale, come tutti sappiamo. I Campi Elisi, un metodo per addolcirlo, un altro metodo era quello dei greci, il tartaro che sprofondava nel più nero ad altissima profondità. Cucuma, l'ho detto. Lancioni, cognome dal sumerico che significa anch'esso luogo, dimora nel mondo sotterraneo. Come vedete abbiamo, secondo le tribù della Sardegna, vari cognomi e vari significati che convergono tutti quanti. Evidentemente questo concetto del mondo degli inferi era molto conosciuto nell'altissima antichità. Non solo, abbiamo anche l'isonzo, detto in zona per esempio a Orgosolo, ad Orgali per esempio, l'isonzo, ma non solo, in vari paesi della Sardegna, indica proprio il fiume dell'oblio, dal sumerico, cioè nascondimento del sole e della conoscenza letteralmente, l'usunzu,
letteralmente. Poi abbiamo il diavolo in quanto tale, chiamato Orammala, uno dei tanti nomi del diavolo, ne abbiamo una decina di nomi diversi del diavolo. Orammala è un nome specialmente nuorese, che come vedete viene dal sumerico luogo dove si brucia e si divampa letteralmente. Cioè, non so se mi spiego, siccome questa parola è vecchia di minimo di 10.000 anni, è inutile che noi andiamo a tergiversare, no, perché qualcuno dice, ma chi ce lo dice? L'ipse dixit, no, ma chi ce lo dice questo? Le parole sumero-accadiche ce lo dicono, che queste parole sono vecchie come il mondo. Chi è che ce lo deve dire? Tito Livio? O cosa del genere, quelli che scrissero per primi di storia, loro tutte queste cose non se le hanno mai dette. Dobbiamo arrivarci noi con l'etimologia, con uno studio profondo delle parole, perché nei tempi più antichi della nostra civiltà le parole valevano come una pietra, avevano il loro peso. Ogni parola che veniva detta aveva un significato e veniva tramandato quel significato. Siamo noi oggi che abbiamo dimenticato quel significato. Per esempio il cognome Rosa, De Rosa, Rosas, uno dice cosa significa? Ma in italiano significa rosa. E rosa cosa significa? E beh, anche in latino c'è rosa, e beh, ma dimmi cosa significa rosa. Rosa significa in babilonese incantesimo, cioè era l'incantesimo che la donna faceva verso l'uomo per accattivarsi l'amore, era un incantesimo positivo e questo rinvia ancora una volta al fiore che è stato sempre considerato uno dei più bei fiori dell'umanità, per la sua forma e per il suo profumo meraviglioso. Rosa. Non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Ecco, e qua arriviamo alla scrittura. Cioè io avevo tenuto già una conferenza qui da Onebu, ma lo ripeto, noi sardi conoscevamo la scrittura in tutti i suoi modi, in tutti i sensi. Poi eventualmente se ci sarà tempo possiamo, ma io avevo parlato appositamente di questo, non credo ci sia molto tempo. La parola fresa, che significa letteralmente, è quella che viene detta in altri posti, pani carasau, che si scinde in due, va bene? In babilonese lo ritroviamo per su, parte scritta di una tavoletta cuneiforme, l'altra parte era la custodia protettiva che veniva sigillata sopra la parte scritta. Ecco cosa significa fresa. E molti non lo vogliono capire perché nessuno ce l'ha detto prima del dottor De Dola. Chi è che lo dice ipse dixit? No. Poi scoprono che Aristotele l'ipse dixit prese in giro l'umanità per oltre 1500 anni. Sappiamo tutti che dall'aristotelismo nacquero le atrocità più nefande della civiltà medievale italiana, altro che ipse dixit, la persecuzione delle donne, il coso delle streghe, la caccia alle streghe e così via, tutto dall'aristotelismo. Ipse dixit, tu De Dola, ma chi te l'ha detto? E beh, ma se me l'avesse detto un altro poi bisogna dire a quell'altro, ma a te chi te l'ha detto? A me me lo dicono i dizionari antichi. Punto e basta. Ecco, il segno cuneiforme è espresso anche dal cognome Gallo o Gallus, alcuni l'hanno italianizzato in Gallo, no? E alcuni l'hanno lasciato in originale Gallus, che viene dall'accadico Hallu, che indica proprio il segno cuneiforme. Altro che Gallo, chicchirichì, no, il cognome Gallus non significa Gallo, chicchirichì. Abbiamo anche Tuffu, il cognome dall'accadico Zuppu, letteralmente, tavoletta d'argilla, lettera, documento, e ritorniamo alla più alta antichità. E qua veniamo invece agli stranieri che stavano in Sardegna, perché giusto quanto è stato detto da molti archeologi e anche c'è l'allusione di parecchi storici, in realtà noi abbiamo avuto molti stranieri, ma quello che divide me da loro è che quegli stranieri venivano come commercianti,
o venivano in altra veste, ma non come conquistatori. La Sardegna sanno tutti che non è mai stata invasa prima dei Romani. Prima dei Romani, almeno in epoca nuragica, la Sardegna era la testa di ponte dei Sea Peoples, quelli che andarono a conquistare gli altri popoli e non viceversa. Perciò tutti quelli che noi ci ritroviamo, questi cognomi che ci ritroviamo in Sardegna, sono cognomi di viaggiatori, di commercianti o anche di prigionieri, come vediamo. Per esempio Mangatia significa letteralmente prigioniero ittita. Assoro, Soru, eccetera, significa siriano. Assuru in accadico e in assiro, Assuru significa siriano, letteralmente, per cui il cognome Soru o Assoro, che esiste ancora oggi, Soro, eccetera, significa questo. In origine erano siriani. Trois, vedete da dove deriva? È l'antichissimo appellativo di coloro che provenivano da Troia. Da Troia. Troia era nota in tutto il Mediterraneo. Turuia veniva chiamata e significa letteralmente luogo protettivo. Significa da Tur, da cui la parola turris in latino, la torre, che è un luogo protettivo, Turuia. Da cui appunto deriva il cognome Trois, Troisi, Troisi a Napoli, eccetera. Dal sumerico Turisin, letteralmente pollone, di Tur, di Troia. Turisi era un appellativo, pollone di Troia, cioè uno che è nato a Troia, insomma. Poi abbiamo il cognome Zurru, che tutti conoscono. Zur era il nome dell'antica Siro ed è ora di terminarla con questa questione. Zur era un nome, per intenderci, ebraico, Zur, Thor, eccetera, che indicava la roccia il roccione su cui sorgeva l'isoletta di Tiro, dove fu costruita la città di Tiro. E in più abbiamo il cognome Turra. Ma non ho finito con i cognomi esteri, Turra, che è uguale a Turra o Tirra, che era l'antica capitale dei Lidi, che poi i Lidi si trasferirono e con Creso la loro capitale divenne Sardeis, no, Pfard, letteralmente, poi detta da Erodoto Sardeis, alla greca. Turra significa originario della città di Turra, tutto qua, ma ne abbiamo tanti di cognomi esteri, Achena, Dachena, dall'Egizio come sapete Akhenaton, togliamo Aton, che significa letteralmente servitore del sole, e abbiamo servitore, cioè Achena non è altro che una retroformazione, detto in termini linguistici, una parola che viene spezzata perché è troppo lunga e c'è rimasto Achena come cognome in questo caso. Significa servitore del sole, letteralmente, che era l'appellativo massimo che si dava ai faraoni, come sapete, perché i faraoni erano considerati i figli del dio sole, cioè i rappresentanti di Dio in terra. E da qua il cognome Dachena di estrema importanza. Nufris, ecco abbiamo il cognome Nufris in Sardegna, specie nel nuorese. Dall'egiziano anche questo, Nefer, abbiamo Neferkara, Nefertiti, eccetera. Dio buono, Dio benefattore, significa letteralmente. E poi abbiamo Pintauro, cognome Pintauro, proprio scritto così, Pintauro, e anche anticamente in Egitto si diceva Pentauru, il famoso poema di Pintauro che ora non sto a dirvi, era un grande scrittore che scrisse cose egregie sulla civiltà egizia. In termini interpretativi si può arrivare ugualmente all'origine non sarda, ma mediterranea e comunque egizia, in questo caso nel cognome Torrisi, Tur Isis, letteralmente rifugio, protezione di Iside.
cioè uno o una donna che era protetta da Iside, da cui il cognome sardo Torrisi, ma è anche un cognome mediterraneo, per esempio lo si ritrova anche in Liguria. Tota, anche Tota, Toti, eccetera, si ritrova in Liguria, ma anche in Sardegna, Tota, Toto, dall'egizio Thot, signore della scrittura, della parola, del pensiero. Poi abbiamo quest'altro, e non vi tedio sui cognomi che vengono dal di fuori, Sidore. Sidore è un cognome sardo che deriva dal sumerico Siduri. Siduri era il Noè dei Sumeri, quello che era sopravvissuto al diluvio universale. Per cui se noi ce lo ritroviamo questo Sidore come cognome in Sardegna, qualche significato ci deve essere. Non è che i Sumeri ci abbiano conquistato, mai è successo questo. Noi parlavamo la loro stessa lingua, però voglio dire che evidentemente le tradizioni navigavano nel Mediterraneo, ecco perché noi abbiamo questo cognome che è niente di strano, che veniva proprio dalla Mesopotamia. Ecco, e passiamo a un altro campo, il campo degli aruspici, degli indovini. In Sardegna ce n'era un altro che, il cognome Barone deriva proprio, chi pratica l'extispiccio, dall'accadico più unu, un genere di carne, evidentemente proprio, lo dice la parola stessa, chi pratica l'extispiccio con la carne, letteralmente barone, per cui il barone un tempo era una persona che scannava gli animali, guardava le loro interiora e dava, Tito Livio ne parla ad ogni pagina di questa cosa, no? Prima di ogni battaglia dovevano fare sempre l'analisi delle viscere, eccetera. Barone veniva chiamato in Sardegna e nel Mediterraneo. Poi questa parola, come tutti sanno, prese l'importanza che sappiamo i baroni medievali, perché? Perché avevano già la loro consacrazione, è il caso di dire, nel parlare comune prima che la baronia prendesse atto. Era un termine molto noto. Badate bene che noi abbiamo anche il cognome e anche la parola baro in Italia, e da cui abbiamo il baro, che sappiamo tutti che cos'è. Il baro era colui che barava al gioco, insomma, no? E questa però è una parola medievale, cioè fu creata dai monaci cristiani, dai preti cristiani, per parlare, perché baro, oltre a colui che praticava l'extispiccio, in accadico significa letteralmente baru, sacerdote. Per cui quando i preti cristiani dice quello è un baro, no, già camuffavano le cose, praticamente gli antichi sacerdoti sardi, da sacerdoti che erano bari, divennero poveri disgraziati, coloro che baravano al gioco, in questo caso sulle cose religiose. Ma andiamo oltre, vedete che nomi collegati, cognomi collegati sono Barrui, Barrita, eccetera. Qui entriamo, io sto andando molto veloce perché non c'è tempo, però sto per finire. L'uccisione dei vecchi, molti, io l'ho voluta mettere perché molti ne parlano e molti vogliono capire bene che significa. Qua abbiamo il cognome Capasso, che significa letteralmente la rupe dei sospiri, la rupe dei il precipizio dei sospiri. Poi abbiamo la Ezza, letteralmente dal sumero babilonese, strangolatore dei vecchi, letteralmente. E poi Baba Yeka, Eka significa letteralmente impoverito, orfano, in lutto, anticamente significò, mentre Babai sappiamo tutti che significa babbo, è una parola sumerica anche quella, per cui orfano del padre letteralmente, era una forma
molto elegante, per non dire che era l'uccisione del padre, insomma, l'orfania del padre. Per cui abbiamo questi tre cognomi, questi due cognomi e un nome comune, che indicano certe pratiche antiche. Il matrimonio, anche questo è un concetto molto ma molto antico, che non deriva dal latino come tutti pensano, perché deriva dal sumero matru, prominente, eccellente, di qualità superiore, più munus, donna, per cui matrumunu, che poi diviene matrimunus per stato costrutto. Matrimunus significa letteralmente donna di qualità superiore, prominente. Questa sua qualità la assumeva nel momento del matrimonio, appunto, diventava la capo della famiglia. Anche questo è il segno che un tempo c'era il matriarcato. Le nozze, la parola latina, anche queste vengono dal babilonese. Nuptu, pagamento, dono supplementare. Si sa che perché per avere la moglie uno doveva pagare una certa quota al padre, eccetera. Da qui la parola nupzie. Affidu in sardo, dal babilonese pidu, pidu, imprigionamento letteralmente, cioè uno che insomma imprigionava la donna, se la portava a casa. Mentre la parola innida significa donna vergine letteralmente, senza marito significa letteralmente senza nido, dall'accadico nidum, posare, una donna innida, quella che non si è ancora posata per fare le uova, insomma, questo è il concetto. Bene, io guardate, terminerei qua perché sarebbe lunga, io non voglio continuare, se volete farmi delle domande sono qua.